la sola che aveva capito qualcosa è stata mia madre, perché lei aveva l'abitudine di andare a dormire magari a mezzanotte, non aveva mai fretta, e ascoltava la radio. E aveva sentito dire che piano piano ci dovevano spiumare come le galline, all'italiana, all'europea, no? Mia madre ha fatto scrivere una lettera al Corriere di Tunisi, come quale ci diceva che lei aveva sentito dire alla radio che ci dovevano spiumare prima. Invece Finzi diceva che nessuno ci dava fastidio, che nessuno ci toccava. Dopo l'esproprio allora ha detto, diceva, aveva ragione l'amico lettore, la lettera era firmata D.E. di Castro Enrichetta, forse nel 62, penso dopo Biserta.